Lo scirocco di questi ultimi giorni, la temperatura mite e il mare calmo sono gli elementi principali per gli scafisti che hanno riempito le loro imbarcazioni di migranti verso la Sicilia nelle ultime ore. Ore di estrema difficoltà per gli operatori delle forze dell'ordine e delle ONG che hanno continuato a svolgere un lavoro importante nella difesa della vita delle persone e dei diritti umani. Sono più di 1000 infatti i migranti recuperati da imbarcazioni in difficoltà e trasbordati su 2 navi umanitarie a Lampedusa in attesa di attracco e di un porto sicuro. Nella notte l'intervento di salvataggio di 400 migranti trovati su un'imbarcazione a 2 piani di legno alla deriva in zona SAR maltese. Malta ha ignorato le segnalazioni di aiuto arrivate dall'Alarm Phone, ha denunciato la ONG. A bordo della nave si trovavano oltre 400 persone soccorse nei giorni scorsi. Aiuti e cibo alla nave sono giunti anche dalla Ocean Viking di OSS Mediterranee che trasporta altre 245 persone salvate in mare. A lamentare la solitudine del governo italiano è il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese di fronte alla costante pressione migratoria dal Nord Africa. È giusto, spiega, che si salvino, ma è ingiusto che siamo solo noi a farlo. Non può essere un carico che deve essere soltanto il paese di primo approdo. Lamorgese ha anche sottolineato dell'afflusso controllato con un protocollo d'intesa con Farnesina, CEI, Sant'Egidio e varie ONG per l'apertura di corridoi umanitari che porteranno in Italia 1200 afghani fuggiti in paesi vicini come il Pakistan e l'Iran.